Inaugurata ad Agrigento all'ex collegio dei Filippini la mostra di Antonello Blandi Andamento colorato. Andamento colorato è sicuramente un trionfo sia per gli occhi che per l'arte in generale, per un semplicissimo motivo. Vedere un abbinamento di colori così forti ci fa pensare a quanto sia importante il colore nella nostra Sicilia. Antonello Blandi è un pittore che attualmente si trova a Newport, quindi stasera non sarà qui con noi, ma sicuramente ci fa vedere la Sicilia con occhi diversi, ci fa vedere la bellezza della Sicilia. Si suol dire sempre la bellezza è negli occhi di chi la guarda. Stasera qui nel corridoio del Collegio dei Filippini e fino al 24 maggio sarà possibile vedere una notevole bellezza, in più arricchita dalle foto di Elisa Carlisi che racconta un andamento colorato realizzato attraverso immagini fotografiche, quindi istantanee fotografiche accostate alle tele. Invito tutti ad ammirare questi quadri soprattutto per la profonda simbologia e perché hanno molto da raccontare. In mostra anche le opere di un artista locale, Elisa Carlisi. Qual è l'affinità tra lei e Antonello Blandi e qual è la caratteristica delle sue opere? Allora, Antonello è un grande pittore siciliano che usa tantissimo il colore e nelle sue tele esprime tanto la vita, la sicilianità. Il perché della mia partecipazione a questa mostra è proprio su invito di Blandi, che ha chiesto che io partecipassi con delle stampe fotografiche, perché per l'occasione abbiamo scelto delle foto che esprimessero la stessa gioia, la stessa energia attraverso i colori. Sicuramente anche il tema è affine a quello di Blandi perché un po' la natura riprendono le cose che dovrebbero non mutare mai. E per questo trovo affine assolutamente il tema delle tele di Blandi, il quale ha voluto assolutamente che presentassi queste stampe fotografiche che per colore sicuramente richiamano gli stessi acrilici, gli stessi oli che stasera sono esposti qui al Collegio dei Filippini.